Bentornati e bentrovati a Storie, la trasmissione che ogni giorno cerca di raccontarvi un pezzettino del pensiero occidentale, della cultura occidentale, della letteratura occidentale, per poter capire di più la nostra storia e per poter capire di più il nostro presente. Abbiamo fatto un lunghissimo excursus che ci ha accompagnato per diverse settimane attorno a quella che era la lirica greca arcaica, questa modalità di iniziare a interagire tra gli uomini e con gli uomini con una poesia che era frutto di un pensiero attento e di una società particolarmente travagliata, quella che tra VII e VI secolo a.C. accompagna l'evoluzione della Grecia dal periodo più oscuro al periodo più arcaico. Siamo quindi arrivati a un punto di svolta e questa settimana comincia proprio con un punto di svolta per quello che fa parte proprio del patrimonio del pensiero occidentale. Infatti, arrivati a questo punto, arrivati a questo momento, con lo sviluppo della grande lirica antica, della grande lirica arcaica, si fa strada nel mondo occidentale una nuova e più interessante e forse più inquietante pulsione. Questa nuova, più interessante e più inquietante pulsione è una pulsione di tipo religioso. Abbiamo già affrontato più volte il tema della religione greca, abbiamo affrontato più volte il tema degli dei del mondo greco. Oggi è come se facessimo un passo in avanti, perché all'interno di questa raffigurazione, questa rappresentazione delle divinità tipiche del mondo greco, una rappresentazione antropomorfa, si fanno strada forze e pulsioni nuove. Quali sono queste forze? Quali sono queste pulsioni nuove? Sono pulsioni legate soprattutto al tempo e al mito di Dioniso. Dioniso era il dio dell'ebbrezza, il dio del vino, il dio che in qualche modo rappresentava insieme agli dei l'avventura oltre quello che era la conoscenza tradizionale e rappresentava insieme agli dei la passione per tutto ciò che era irrazionale. C'era una parte della realtà che era irrazionale, che era misteriosa, c'era una parte della realtà che non si poteva ricondurre alle leggi o ai fenomeni costituiti, c'era una parte della realtà che quindi eccedeva il pensare e il colloquiare tipico dei poeti. Questa parte della realtà era attraente, era un mistero affascinante e tremendo, come dirà qualche secolo dopo qualche filosofo ben più avveduto sul tema. Questo mistero affascinante e tremendo era incarnato da Dioniso, questo dio che aveva la capacità di compiere un tragitto, una storia, un percorso infinitamente oscuro e infinitamente straordinario. Questo percorso oscuro passava per l'ebbrezza data dal vino, passava per l'ebbrezza data dall'eccesso, passava per l'ebbrezza data dal singolo piacere. Ecco, questo mito, questa divinità era capace quindi di dare accesso all'uomo a una dimensione totalmente ignota, totalmente sconosciuta. Questa dimensione totalmente ignota, totalmente sconosciuta era la dimensione dell'irrazionale, era la dimensione del non comprensibile, qualcuno potrebbe dire la dimensione del paranormale. Ecco sì, c'era del paranormale in Dioniso, Dioniso che apre la strada, la via ad un tempo completamente nuovo, un tempo che rivoluzionerà la Grecia e che avrà un finale francamente molto, come dire, spiazzante. Ne racconteremo nelle prossime puntate, sempre qui, sempre a Storie.